Buongiorno a tutti e bentornati a Liberamente, variazioni e scorribande qui su Radio Libertà. Allora, la puntata di oggi potremmo intitolarla Le stronzate di Putin e le stronzate su Trump. No, non stiamo facendo del turpiloquio gratuito, stiamo citando, stiamo scomodando, diciamo, la categoria politologica, se così vogliamo definirla, evocata dal presidente degli Stati Uniti Donald Trump a proposito dello stato dell'arte del dossier russo-ucraino e dell'approccio adesso dello zar. Virgolettato chiave di queste ore: non sono per niente contento di Vladimir Putin. Sta dicendo un sacco di stronzate sull'Ucraina. È sempre molto gentile, ma alla fine insignificante. Ed è la postura appunto che sta acquisendo in queste ore Donald Trump dopo l'ulteriore tentativo di non diciamo chiusura del deal, dell'accordo, ma almeno di apertura di un deal concreto e con un cronoprogramma concreto, tentata appunto dal presidente americano interloquendo direttamente col leader russo. Il precipitato appunto di questo mancato accordo sull'innesco di un percorso di trattativa concreto sta nell'ulteriore virgolettato di Trump: gli Stati Uniti invieranno altre armi all'Ucraina perché devono essere in grado di difendersi. Allora qual è? Perché abbiamo diciamo scomodato la parola non attinta esattamente dal diplomatichese utilizzata da Trump. Le stronzate di Putin dal punto di vista di Trump è evidente a cosa alluda, cioè alla sua ormai palese volontà di trascinare all'infinito questa partita di scacchi mentre prova a conseguire i suoi obiettivi bellici sul terreno, o meglio gli obiettivi più realisticamente raggiungibili, che non sono i suoi obiettivi bellici originari, perché ricordiamo che Putin, invadendo l'Ucraina, tenta il colpo di mano, la guerra lampo, l'annessione di fatto del paese, ma come dire, l'obiettivo ora credibile è l'avanzata nelle province orientali del Donbass. Motivo per cui sta trascinando questa partita di scacchi, come abbiamo più volte tentato di dire, non capendo, non valutando adeguatamente di aver di fronte invece un grande giocatore di poker come Donald Trump, che sta chiamando l'ultima mano ed ha un bagaglio di fiche non irrilevanti che si chiama Pentagono, da cui quindi Trump ha dato il via libera in queste ore a un ulteriore afflusso, per esempio, di missili intercettatori Patriot, che è un sistema fondamentale per reggere il colpo dei bombardamenti russi e impedire il più possibile il massacro anzitutto di civili dal cielo. Questo rifornimento è già innescato, ma Trump ha detto che ce ne saranno altri. Quali sono le stronzate su Trump? Le stronzate su Trump, ormai evidenti, sono quelle che ci sorbiamo da anni e anni da parte dei maestrini del mainstream, di quelli che la sanno lunga, dei geopolitologi della domenica, secondo i quali Donald Trump sarebbe sic e simpliciter una sorta di inviato del Cremlino alla Casa Bianca, una sorta di socio di minoranza di Putin manovrato dal Cremlino. Ovviamente questa narrazione farlocca alla base, perché si infrange già sul primo mandato Trump, l'unico mandato in cui Vladimir Putin non ha invaso un vicino, non ha mostrato la sua offensiva bellica rispetto all'Ucraina, perché ricordiamo che la Crimea la acquisisce sotto il naso di Barack Obama, l'invasione su larga scala la fa durante il mandato Biden. Dopo questi virgolettati, questa decisione, dopo la telefonata con Zelensky in cui Trump ha lungamente ribadito il sostegno all'Ucraina in questo stato
del conflitto in cui non si innesca il negoziato con cui Trump vorrebbe uscire dal conflitto medesimo, la chiamata a Merz e ai leader europei spronati ancora da Trump a ricavare le conseguenze dalla propria retorica. Insomma, dopo queste ore è evidente che quelle del mainstream, sempre per usare la sua categoria, erano un cumulo di stronzate. Trump non è un alleato e tantomeno un amico di Putin. Trump è un presidente americano che ha una priorità sullo sfondo, e cioè lo scontro epocale con la Cina per l'egemonia globale, che vede la guerra in Ucraina come una subordinata da chiudere, non come un fronte su cui fare dei regali a Putin. E queste ore ne sono la dimostrazione palese. Quindi voi potete prendere le analisi degli ultimi anni, gli editoriali degli ultimi anni, le lezioni degli ultimi anni di quasi tutti gli analisti che vanno per la maggiore, diciamo fino alle Alpi, però che magari fuori dal paese non si sa chi siano, e buttarli. Trump ha uno schema in mente, l'accordo, Putin non entra in questo schema, Trump sa che in questo modo è quasi obbligato a sostenere l'Ucraina, perché l'accordo si regge sul fatto che l'Ucraina regga militarmente sul terreno, non su una svendita, un regalo a Putin, tant'è che l'accordo che ha in mente Trump, ricordiamolo, ha previsto anche la cessione della concessione di terre rare agli Stati Uniti, che quindi avrebbero interessi economici, strategici e anche personale sul terreno in Ucraina, quindi figuriamoci quanto vuole regalarla a Putin. Ha in mente un accordo. Putin continua a sfuggire da questo schema, tra l'altro come dire, andando a saldarsi in modo miope completamente dalla parte, diciamo, cinese, no? Rispetto alla faglia di rottura epocale di cui sopra, una mossa non intelligentissima, perché sul lungo termine non può che ridurre la Russia a un vassallo della Cina. In attesa che Putin abbia un colpo di reni e capisca che probabilmente gli conviene andare a vedere la mano chiamata da Trump, possiamo dire che quelle su Trump amico di Putin, ebbene sì, con linguaggio trampiano, erano un cumulo di stronzate. Grazie a tutti, vi aspetto stasera alle 18.